A Quero Vas e a Lano di Piave si tiene un referendum sulla fusione dei comuni. Tuttavia, il referendum a Quero Vas rischia di non raggiungere la soglia di validità, con solo il 23,64% di votanti rispetto al 27,7% ad Alano di Piave. Per essere valido, è necessario che entrambi i comuni raggiungano almeno il 25%. Servono altri 41 voti per raggiungere questa soglia. C'è tempo fino alle 15 di oggi per aumentare la partecipazione. Montebelluna, il welfare aziendale di DB Group, multinazionale delle spedizioni e della supply chain con sede a Montebelluna, si potenzia ulteriormente. Oltre ai benefit attuali, sono ora disponibili visite senologiche e urologiche grazie alla collaborazione con la LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, nell'ambito della campagna Nastro Rosa 2023. Circa 120 dipendenti da varie sedi partecipano a queste importanti visite mediche, supportando la prevenzione del cancro in diverse località, tra cui Montebelluna, Milano, Prato, Verona e 8 magazzini nelle province di Treviso, Belluno e Milano. Sabato 28 ottobre si è svolta la seconda giornata dell'annuale esercitazione di protezione civile a Feltre. Venerdì, un prologo importante aveva coinvolto uffici comunali e associazioni esterne nella simulazione di un evento avverso, attivando il centro operativo comunale e sue funzioni di supporto. Sabato mattina è iniziata la fase operativa con l'apertura dei cantieri previsti. In occasione del centenario del monumento ai caduti, il Titano e le Aquile, a Sernaglia della Battaglia, l'amministrazione comunale, insieme ad associazioni ed enti locali, ha pianificato una serie di eventi che si svolgeranno dal 3 al 18 novembre. La prima iniziativa, intitolata Le Memorie di Pietra, il ricordo dei caduti della Grande Guerra da Vidoro a Vittorio Veneto, tenuta dall'architetto Marco Merello, avrà luogo venerdì 3 novembre alle 20:30 nella sala consiliare del municipio. Nicola Sergio Stefani presenterà la serata.